Il progetto Veneto Escape è un progetto cofinanziato dal CNIPA, ora DigitPA, e dalla Regione del Veneto. Si tratta del riuso dell'applicazione Escape messa a catalogo CNIPA dall'azienda US9 di Treviso nell'ottobre del 2007. Il progetto è iniziato nel dicembre 2009 con la sottoscrizione dell'accordo di programma quadro tra la Regione del Veneto e il CNIPA e vede partecipanti tutte e 23 le aziende sanitarie ospedaliere della Regione del Veneto, 22 enti riusanti e un'azienda cedente che è l'azienda US9 di Treviso. Il progetto ha l'obiettivo di introdurre in tutte e 23 le aziende sanitarie ospedaliere la gestione dell'intero ciclo di vita digitale del documento informatico, in particolare per quanto riguarda il referto in laboratorio. Quindi si tratta di dematerializzare il referto strutturato, di firmarlo digitalmente, di archiviarlo e di mandarlo al ciclo distributivo esterno e interno. Interno per quanto riguarda i reparti, esterno per quanto riguarda il cittadino con il portale di scarica online, i medici di medicina generale, distretti, farmacie, i canali esterni di distribuzione. E come ultimo passaggio di mettere il documento digitale creato in quiescenza con la conservazione sostitutiva.